Care Aquile, ci ha raggiunti anche questa sera ad Aquile Libere Christian Fior. Ciao Christian, che ricordo è il referente per Aquile dal Friul della zona collinare e montana del Friuli Venezia Giulia. Oltre che essere referente della collina e della montagna, il nostro Christian è anche un lavoratore, un po' come lo siamo tutti noi, ed è questo che appunto su cui volevo soffermarmi, sull'aspetto del lavoro. È un problema globale sicuramente, ed essendo un problema globale diciamo che più in piccolo riguarda anche appunto purtroppo la nostra regione, è un problema che attanaglia da tempo la nostra regione. Com'è la situazione lavorativa oggi in Friuli e cosa un movimento come Aquile può fare per migliorare la situazione? Intanto è un momento molto molto grave anche per i giovani perché non trovano lavoro. Si devono appoggiare su delle agenzie e queste agenzie quali garantiscono lavoro per 36 mesi se va bene, dopo dipende anche la ditta dove vanno a lavorare, poi non è detto perché tante fabbriche fermano prima contratto per non essere obbligate ad assumere dopo il ragazzo o la ragazza. Anche uno che ha 40 anni, 50 anni ha questo problema, non solo i giovani, ricordiamocelo, perché uno che ha 50 anni, magari ha fatto 30 anni di lavoro, si è trovato a casa, non può andare in pensione perché ha troppo pochi contributi, anche se ne ha 30. Deve lavorare per legge ancora 12 anni, però se non trova lavoro cosa succede? Non mangia, non vive, il mercato in poche parole si blocca perché se la gente non ha soldi non può spendere. Certo. I ragazzi non fanno una famiglia, non si sposano perché è un investimento. Come fai a comprare una casa con due, diciamo, persone precarie? Nessuno ti dà il mutuo, un finanziamento, anzi te li danno ma diciamo a tassi molto molto alti, per cui se devo domandare un prestito che mi deve durare 50 anni non lo vado a fare perché non ho la possibilità mentale, perché diventa una cosa mentale a dire che ho lavoro per 50 anni, perché oggi lavoro, domani magari sono a casa. Certo. E altre cose da dire, con le riforme che hanno fatto è stato un disastro. Io spero che il Friuli, essendo una regione autonoma, possa integrare delle leggi a statuto speciale, per cui magari aiutare non solo le aziende, perché le aziende sono già state aiutate abbastanza, ma anche i giovani per avere un futuro migliore. Certo. In connessione a questo, visto che tu sei referente di una zona anche abbastanza delicata, una buona soluzione potrebbe essere quella di rivitalizzare anche i piccoli centri collinari e montani, far rivivere il commercio che poi è legato al turismo, quindi anche magari il giovane si sofferma sul posto senza essere costretto ad emigrare dal paese perché c'ha la locanda sul posto, perché c'ha il negozietto piuttosto che la sua piccola attività agricola. Quella potrebbe essere una soluzione. Sarebbe un'ottima soluzione, però bisogna cambiare anche la mentalità perché purtroppo diciamo ci sono tante località bellissime in Friuli, però tante volte vai e non è che dai fastidio quando entri in un posto, però sono tutti un po' resti perché essendo che vieni da fuori ti guardano un po' curiosi, un pochettino chiusi. Il classico foresto, diciamo, che arriva e chi è questo? Sì, infatti. Infatti io spero che i giovani che continuino a studiare, che portino un pochettino anche di giovinezza su nei posti. È importante anche le lingue, non solo l'inglese che ci tassano da mattina e da sera anche in televisione, il tedesco, abbiamo l'Austria vicino, abbiamo la Germania, il francese, che abbiamo tanti francesi che tornano qua in Friuli, certo. Per cui bisogna vedere anche un pochettino la mentalità cambiare e sistemare un pochettino, come dici tu, questi posti che sono suggestivi e sono bellissimi da vedere. Certo. Poi abbiamo anche la situazione per cui in estate, ad esempio, ci sono decine di migliaia, se non centinaia, forse di migliaia di turisti stranieri che magari si soffermano sul Friuli marittimo, al mare. Sarebbe anche interessante magari programmare dei viaggi guidati, dei percorsi anche magari enogastronomici per cercare di portare, far conoscere questi turisti stranieri o anche comunque di fuori regione
che possano percorrere queste vie e magari scoprire nuovi posti, e da lì appunto leghiamo anche il fatto di abbellire quella che è la montagna, quindi anche le strade, quindi anche i paesaggi, quindi anche probabilmente questi prati, questi boschi che sembrano e sono incolti, per così dire, un po' lasciati andare, e magari con una piccola cura maggiore appunto creare la montagna allettante, poi quella che potrebbe essere una meta turistica in sostanza, giusto? Sì, abbiamo tantissime zone che già lo fanno, però sono troppo poche. Sono localizzate, diciamo, sono quelle lì. Sì, sono quei 4 punti che sono più turistici, però serve di ampliare un pochettino. Abbiamo un Verzenis, abbiamo un Tolmezzo, anche semplicemente Tolmezzo, che è bellissimo da vederlo, con i suoi borghi, con le sue stradine, con un paesaggio paolaro, Certo, Ampezzo. certo. Abbiamo Alta Terme, che serve da ritornare, come si può dire, riattivare tutto il settore, perché è stata gestita in questi anni un pochettino male, perché avrebbe una, appunto, come si può dire, Una peculiarità. sì, maggiore si potrebbe avere in quella zona lì. Mi viene in mente anche ad esempio nella pedemontana pordenonese ci sono dei luoghi come Fanna ad esempio, e anche altri nel circondario, che sono i paesi delle mele antiche. Sì. Spingere su questo, c'è Bordano che ha le farfalle, la stessa Cividale se vogliamo andare in quella zona, quindi insomma di materiale ne abbiamo, di carne al fuoco ne abbiamo e deve essere sfruttata. Purtroppo ci rendiamo conto che negli ultimi anni le ultime giunte poco hanno fatto sostanzialmente, e questo è un punto su cui Aquile dal Friuli sicuramente preme e spinge. Sì, infatti cercheremo, se abbiamo la possibilità, anche se non siamo noi direttamente, ma con quelli che sono su, magari provare ad avere un approccio appunto per aiutare queste zone qua, anche calare un pochettino le tasse, aiutare anche i giovani come fanno al sud, che venga fatto anche al nord. Sì. Perché non mi sembra giusto che in certe località al sud, perché diciamo che non hanno lavoro, ed è vero, detassano tanto i giovani, e qua via invece ti tengono una detassazione molto alta, Sì. per cui sarebbe un momentino di cui parlare tutte e due le cose. Noi di Aquile ci faremo sentire. Noi cercheremo di farci sentire il più possibile. Grazie Cristian. Grazie a te. Cari amici, Aquile dal Friuli sta venendo da voi. Da sabato 29 settembre e per tutti i sabati successivi, Aquile dal Friuli con un proprio banchetto, un proprio stand, un proprio info point raggiungerà le piazze di tutti i paesi del Friuli. Sabato 29 settembre, la mattina di sabato 29 settembre, saremo a Cividale in area mercato. Vi aspettiamo numerosi per confrontarci con voi, per ascoltarvi, per ascoltare le vostre opinioni e le vostre idee, e magari, perché no, comunicarvi quelle che sono le nostre e a farci conoscere. Vi aspettiamo numerosi sabato 29 settembre mattina in area mercato a Cividale del Friuli. Grazie. Rieccoci amici, Aquile Libere ogni martedì sera 20:45 su Telepordenone canale 15. Siamo qui con Andrea Pasi, referente di Pordenone e Friuli Occidentale, che è tornato a trovarci. Ciao Andrea. Ciao. E volevo porti una questione particolare questa sera, ovvero la promozione dell'identità friulana. Sappiamo benissimo che da molto tempo che Aquile dal Friuli si batte per la promozione identitaria del nostro Friuli, diciamo su larga scala, nel tentativo anche di unire e di coalizzare quelle diverse sfumature che sono presenti all'interno della cultura friulana in base appunto alla zona di appartenenza del nostro Friuli. Che cosa potrebbe spingere una reale promozione di questa nostra identità friulana? Cosa potrebbe fare, diciamo, Aquile dal Friuli per spingere in questo senso? Beh, guarda Michele, innanzitutto fai bene a sottolineare l'importanza della tradizione friulana, in primis la lingua. Abbiamo parlato già delle bandiere che vanno esposte perché rappresentano una forte identità culturale di appartenenza alla regione. E parlando della lingua, secondo me è importante salvaguardarla, e ci sono moltissime famiglie in cui vedo che per fortuna i genitori parlano con i propri bimbi in lingua friulana, in marilenga,
E questo è assolutamente un aspetto fondamentale, anche molto bello, perché vedere un bambino di 5-6 anni che ti risponde in friulano è una cosa secondo me molto bella. E non vorrei che questo patrimonio andasse perso con il tempo e con le cattive politiche, secondo me. Aquile del Friuli in questo senso è molto determinata a cercare di porre in essere tutte le politiche per tenere sempre vivo questo legame con il passato, secondo me, perché la lingua che parlano, la lingua friulana è quella che ci viene trasmessa dai nostri genitori, dai nostri nonni, quindi quella che parlavano... Nelle diverse sfumature che ha comunque. Certo. Esatto. E quindi va assolutamente tutelata, assolutamente sì. Non vorrei che, appunto, trascurando questo aspetto si finisse si andasse a finire una situazione come quella che sta succedendo per esempio in Svezia, dove sembra che appunto la lingua svedese sia diventata la seconda lingua, mentre l'inglese ormai sembra aver preso piede. Che venga soppiantata da una lingua addirittura straniera, sì, insomma, quindi, nell'ottica della globalizzazione. Esattamente, forse sì, quindi secondo me è utile, questi sono dei segni secondo me che vanno un attimo analizzati. Degli aspetti che vanno difesi e tutelati, insomma. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Aquile dal Friuli dà molta importanza alla nostra cultura e io, se mi permette Andrea, volevo leggere, estrapolare una parte di quella che è il nostro programma, che ricordo agli amici a casa che è tranquillamente visionabile sul nostro sito internet aquiledalfriul.org, che è la definizione che Aquile dà della cultura, perché la cultura che si vuole promuovere in Friuli deve essere di 3 aspetti: avanzata, universale e identitaria. Avanzata perché le competenze culturali e operative dei friulani non devono risultare seconde a nessuno in Europa e nel mondo, attraverso il massimo sostegno a una libertà di insegnamento e apprendimento che sia effettivamente meritocratica sia per i docenti sia per i discenti. Deve essere universale perché sia inclusiva di tutti coloro che abitano in questa regione, senza chiusura che generi paure e pregiudizi, ma nel rispetto delle identità autoctone regionali. Identitaria perché promuova il normale uso pubblico della lingua friulana in tutte le sue sfumature, perché noi parliamo comunque di lingua friulana che comprende il liventino nella zona di Sacile, il friulano dell'Est Tagliamento, il friulano pedemontano, il friulano del centro Friuli, marittimo e della Carnia, del Goriziano naturalmente, quindi con le sue diverse sfumature. Perché promuova il normale uso pubblico della lingua friulana in tutti i settori della vita moderna, col giusto rispetto per tutte le sue varianti proprie delle diverse aree del Friuli naturalmente, e anche delle altre lingue storiche di minoranza, secondo fondamentali principi di effettiva parità di trattamento tra tutti i cittadini indipendentemente dal gruppo linguistico al quale appartengono e secondo un criterio di almeno tendenziale territorialità. È un aspetto importante che noi di Aquile abbiamo voluto anche, diciamo così, sottolineare nel nostro programma all'interno del paragrafo 6 lingue e cultura, quindi all'interno del paragrafo promozione dell'identità friulana. Certo. Sì, se posso aggiungere in chiusura, la nostra lingua è considerata una lingua minoritaria, nel senso una lingua minoritaria, ma se vediamo... Comunque è una lingua. È una lingua, ma se vediamo all'interno del Friuli cosa viene parlato, abbiamo il triestino che rappresenta un dialetto che si Giuliano, parla, sì, esatto. Giuliano, lo parleranno quanti sono? Mezzo milione di persone forse? No, un po' meno, diciamo ecco, 200.000. Esatto, un quinto della popolazione. Il resto parla fondamentalmente un friulano, come dicevi tu, con le varie sfumature, però parlare di minoranza linguistica del friulano secondo me è anche sbagliato, perché in realtà la minoranza non è il friulano, ma al massimo è il giuliano, come dicevi tu. Come dico sempre io, la nostra è una regione all'interno di una regione, per cui abbiamo tanti aspetti che vanno preservati e tutelati. La nostra regione, che diciamo per così dire ha sede a Trieste, dovrebbe anche buttare un occhio a quella che è la regione, nella regione che è il Friuli, che molto spesso viene snobbato, mettiamolo così, quando in realtà non dovrebbe essere così, perché comunque abbiamo tutta la regione ha i propri diritti, come li a Trieste li abbiamo anche noi naturalmente. Io ti ringrazio Andrea e ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti, Mandi.